per via delle città murate, quindi sono città d'arte e fa piacere che tra città d'arte ci sia un incontro per l'arte, per la cultura, che è sempre un aspetto importante per quanto riguarda il nostro ambito territoriale, anche regionale, anche provinciale, e quindi ci fa piacere poter ospitare artisti della nostra terra che danno modo di mettersi in luce, di mettersi in mostra e di onorarsi della loro presenza. Montagnana penso che sia un punto di riferimento importante per chiunque voglia dare dimostrazione delle proprie capacità, e quindi siamo veramente onorati di ospitarlo e speriamo anche di poter ospitare successivamente, anche quando sarà magari. Quindi ancora un ringraziamento al maestro e spero che l'accoglienza di Montagnana sia tale da poter fornire un adeguato, diciamo, sussidio a quelle che sono le attività del maestro per quanto riguarda la sua pista farmaceutica. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie. Ecco, abbiamo il piacere di avere con noi Gabriella Niero che ci parlerà di come osservare e visitare questa mostra. Grazie. Signori, buonasera. Sapete cosa mi ha detto Gino Tonello la prima volta che l'ho presentato qualche anno fa? Adesso lo dico davanti a tutti. Ciao. Piano con gli anni, perché cominciamo a calcolare. Eravamo a Castellino e mi disse: io non sopporto i critici d'arte, te lo ricordi? Gino? E lì siamo partiti benissimo. Ho cambiato molto idea. Sì, lo so. Il problema era questo di fondo, io l'ho capito benissimo, perché Gino e Tonello è una personalità molto interessante, eclettica, versatile, con tutta una serie di sfaccettature che alla fine portano avanti sempre la stessa poetica, la stessa motivazione, però lui aveva messo le mani avanti perché probabilmente i critici prima di me avevano colto solo alcuni aspetti di questa poetica e non riuscivano a dare quel filo conduttore di un percorso affascinante, struggente, talvolta anche nostalgico, che Gino portava avanti. Questa prudenza da parte dei critici spesso viene anche dalla parte degli osservatori. Nel senso, Gino, che io ho consegnato qualche invito che mi hai dato l'altro giorno a dei pittori e mi hanno detto: ma è una personale o sono in due? Perché Gino e Tonello poi in qualche modo deviare e non comprendere chi sta dietro la mostra. E io ho risposto così: è lo stesso, nel senso che è la stessa medaglia con due facce complementari, vicine, parallele e che adesso stanno assumendo dei connotati precisi, una identificazione ben precisa. Un'identificazione, signori, che nasce da un viaggio bellissimo, affascinante attraverso il mondo sì della pittura, ma attraverso il mondo della natura. E sostanzialmente Gino e Tonello, che oggi è Gino Tonello, ha un po' questa curiosità, questa dedizione alla natura che lo fa riportare a suggestioni del passato. Dicevo prima Gino, citerò Monet, ma non in quanto c'è questa influenza stilistica, ma in quanto Monet piantava il suo piedistallo con il quadro, il suo cavalletto, si legava con la sedia sulle rive della Normandia e stava lì momento dopo momento a tracciare e a definire lo stesso scorcio paesaggistico che aveva davanti. Perché un artista sceglie di stare lì fermo, oppure quando si metteva davanti alla cattedrale di Rouen, stare lì e osservare la natura? Perché la natura cambia continuamente, il paesaggio cambia continuamente e quindi per dare quel cenno di verità che cerca anche Gino, bisogna stare attenti a quello che succede. Il discorso della doppia, della tripla, della quadrupla versatilità di Gino un po' mi ha fatto ritornare a Monet. Gino non si lega con il cavalletto davanti alla natura, si muove lui attraverso un percorso che dura da molti anni e che gli ha dato l'opportunità
come una persona saggia ed attenta, di entrare in quello che è il filo conduttore del suo percorso, che, signori, è sempre lo stesso. Quindi non ci troviamo di fronte a tante personalità, la personalità è unica, perché il tema dominante è sempre la natura, è sempre in maniera indefinita la natura. È una natura che talvolta ha delle forme antropomorfiche, definizioni specifiche sulle figure, i ritratti di famiglia ad esempio. Talvolta la natura invece si fa evanescente, trasparente, lontanissima, mi sbaglio sul vetro. Altre volte invece la natura si fa passionale, intensa, vivacissima, ecco i quadri materici dell'ultima fase. Come mai questo percorso, signori? Perché come tutti i pittori